Oggi è una giornata storica per Mogliano, perché iniziano i lavori di un'opera attesa da molto tempo, e cioè la pista ciclopedonale che collegherà Mogliano Veneto al comune di Venezia. 2 chilometri di pista ciclabile che andranno a collegare il centro di Mogliano a Marocco, dove termina la pista realizzata lungo il Terraglio dal comune di Venezia. Oggi al via i lavori che termineranno a marzo. Sono 2.400.000 euro, soldi PNRR che coprono l'intera opera e che siamo riusciti a portare a casa, che siamo riusciti a mettere in campo rispettando delle tempistiche strettissime grazie agli uffici tecnici. Un'opera molto attesa che servirà per mettere in sicurezza i ciclisti, ma anche a valorizzare la storica via napoleonica, simbolo di Mogliano. Il grande boulevard infatti verrà piantumato di nuovi alberi, nuovi platani che andranno a sostituire quelli che nel tempo purtroppo sono morti, sono stati tolti. Andremo anche a illuminare la strada con 56 nuovi lampioni e inoltre andremo appunto a mettere in sicurezza i ciclisti e i pedoni. La nuova pista verso Mestre partirà all'altezza di via Ronzinella. Il grosso del percorso sarà sul lato ovest del Terraglio, lato dove verrà messo in sicurezza per i pedoni anche il tratto di strada verso il centro di Mogliano, attualmente molto pericoloso, con un percorso pedonale e 3 attraversamenti. Particolare attenzione anche all'aspetto turistico, visto che il Terraglio si trova sul tracciato della Venezia-Monaco, molto frequentata da cicloturisti di tutta Europa. A loro saranno dedicate delle piazzole di sosta con pannelli informativi davanti alle storiche ville venete. Abbiamo cercato al meglio di dare un valore con la piantumazione di alberi, con l'illuminazione e con tutto quello che ci va dietro, sia di giorno per la viabilità di chi lavora e sia nella fase dei weekend per il turismo.